Bentornati al telegiornale di Zwischer Channel, edizione straordinaria. È stato un sabato amaro per i padovani perché questa mattina si sono svegliati senza più un sindaco. Questo è accaduto nella nottata tra venerdì e sabato, quando 17 dei 32 consiglieri della maggioranza hanno abbandonato il sindaco Massimo Bitonci, che adesso è decaduto. La notizia battuta in queste ore è che i consiglieri di PD, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Padova 2020 si siano trovati nella serata di ieri sera al notaio per far cadere il sindaco. Ora questa decisione peserà moltissimo sulla città di Padova, città veramente grande, non è da scherzarci, non è una cittadina come Abano che sta qua di fianco, che pur sempre è una città con una certa storia, con un certo peso. Ora verrà commissariata anche Padova insieme ad Abano e le conseguenze del commissariamento ovviamente si vedranno subito. Non sono io a doverlo dire cosa succede normalmente in un commissariamento, ma è noto. A questo punto le elezioni più probabili per la città di Padova saranno in primavera, molto probabilmente, appunto. Per quanto riguarda il sindaco Massimo Bitonci, aveva detto in una precedente intervista che si sarebbe ricandidato in caso di caduta del suo governo. Questo sarà da vedere, anche perché il sindaco attualmente non ha ancora rilasciato dichiarazioni, quindi aspetteremo le prossime ore per saperne di più. Nel frattempo si sa invece che quello che ha fatto cadere la giunta sicuramente è stato quel bisticcio precedente di ieri tra il sindaco Massimo Bitonci, Saia e Paolocci. Molto probabilmente questo, che dal sindaco non era stato considerato un bisticcio così potente da far cadere tutta la giunta, è stato determinante invece per il suo fallimento. Questo è tutto per questa edizione straordinaria del nostro telegiornale. Noi ci rivediamo invece lunedì, sempre alla solita ora 20:30 su Zwischer Channel, e seguiremo questa storia con particolare interesse e vi daremo più informazioni appena saranno disponibili. Grazie per averci seguito.